Buongiorno a tutti carissimi amici, dal vostro amico Nino Friscalettaro, con il nostro friscaletto siciliano in Do. Questo è, vi ricordo, sempre quello costruito in polistirene, plastica dura, del mio amico grande liutaio costruttore di friscaletti siciliano Enzo Pinzone, grande maestro Enzo Pinzone. Ricordo sempre poi, se voi vi iscrivete al mio canale, poi sotto potete trovare anche i dati per poterlo contattare, per poter comprare questi friscaletti. Sapete, c'è anche poi quello di canna, che è questo qua. Però io molto spesso mi rivolgo ai neofiti, a chi inizia, magari è un po' più facile anche da suonare, più leggero, come un uccellino. Allora, volevo farvi un piccolo tutorial, vi farò ascoltare la prima parte del famoso brano siciliano per friscaletto, uno dei pezzi più cavallo di battaglia dei friscalettari, dei pezzi siciliani, che è la famosa La Messinese, la famosa tarantella. Vi farò la prima parte, ve la farò anche un po' più lenta, così per farvi vedere i vari passaggi. La partitura, che poi sotto vi metterò anche per averla, e io l'ho scritta per friscaletto in Do, però poi si può suonare con tutti gli altri friscaletti, la diteggiatura è sempre la stessa, e l'ho fatta in Re minore, quindi si inizia praticamente ecco, vedete, 1, 2, 3 e 4 buchi, con quelli dietro tutti e due otturati, dal Re, no? Questa è la prima parte, poi vi metterò anche le varie parti. La faccio un po' più lenta, in modo che possiate vedere bene le posizioni delle dita. Poi in ogni caso su YouTube andate su in impostazioni e rallentate la velocità, così la fate un po' come la moviola. Vedete le mie dita piano piano, piano piano. Allora, solita posizione del friscaletto, si coprono con i due pollici, i buchi di dietro, e poi ci mettiamo pronti per quattro dita con il Re, mentre poi l'altro dito, vedete, incastra il friscaletto, la posizione per tenerlo, no? Così. E incominciamo, ve la faccio ascoltare più lentamente. Un consiglio didattico per impararla: non abbiate subito in siciliano si dice la prescia, l'impazienza di farla subito veloce, la fretta di farla subito veloce, ma fatela lentamente per insegnare alle vostre dita il giusto movimento, anche più lenta. Anche più lenta di così. Se avete dei problemi, voi iscrivetemi, fatemi sapere qualcosa, ma soprattutto iscrivetevi al canale e poi mettete la campanellina per essere aggiornati con tutti i miei video e i miei nuovi post. Quindi ricordatevi la messinese, il tutorial, provate e poi mi dite come va. Ciao a tutti ragazzi, e viva sempre il friscaletto siciliano! Ciao!